È il racconto in presa diretta, nel cuore della grande emergenza, quello che il veneziano Roberto Barbini del Lido di Venezia e la fidanzata Guo Xiu ci delineano inviando alla nostra emittente dei video dalla Cina, dove si trovano in vacanza proprio nei giorni dell'emergenza coronavirus. Trovo Qingdao, una città a 240 km da Pechino, circa 1400 km dall'epicentro del virus, la città di Wuhan. Mi trovo all'esterno di un centro residenziale di 6.000 persone circa, questa è una delle 5 entrate, lo potete vedere, ed è stata chiusa, sono state chiuse 4, ce n'è solo una aperta, ti fanno controlli per la temperatura, quindi nonostante la distanza ci sono misure di sicurezza molto ferree. Il reportage prosegue. Supermercati, ristoranti, negozi vari completamente chiusi, pochissima gente in giro per le strade e rigorosamente con la mascherina. Sono arrivati in Cina lo scorso 19 gennaio per festeggiare il Capodanno cinese a casa della famiglia di lei, laureatesi all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Molto probabilmente rientreranno in Italia in anticipo. Questa è la situazione a Qingdao, è una città da 2,5 milioni di persone, sembra una città fantasma. Strade semideserte e popolazione chiusa in casa per evitare ogni rischio di possibile contagio, controlli e posti di blocco anche per chi è in auto. Qua macchine, persone, a tutti viene controllata la temperatura. E dopo ore di cammino finalmente si riesce a trovare qualcosa di aperto. Questa è una farmacia, ovviamente qua si può mangiare qualcosa, ma nonostante questo, come vedete, sono praticamente vuoti. Mentre nella via principale della città tutto tace. Poche macchine che passano e nessun passante.